Tony Morgan, attore e regista, presenta il nuovo film 8 euro ed anticipa la presenza di Calandra e Calandra nella prossima produzione. Vediamo il servizio. Tony Morgan, attore e regista. Proprio in questi giorni si è concluso il tuo film che ha avuto grande successo, 8 euro. Perché 8 euro? Perché 8 euro è un film di grande attualità, voglio dire. È la storia di un pensionato che vive con 8 euro al giorno e deve sbarcare il lunario. Si va a scontrare nei supermercati con gente con 2-3 mila euro che non riesce a vivere, e lui con la sua dignità con 8 euro ci riesce a vivere. È un personaggio che il pubblico sta amando moltissimo. Ha partecipato a tanti di quei concorsi, ne abbiamo vinto tanto, come miglior attore, miglior film, miglior regia. Insomma, devo dire, è un film che veramente sta amando il pubblico in un modo straordinario. Era una scommessa in un momento storico della nostra vita, quello di fare un film che rispecchiasse finalmente quella che è l'attualità. Il carisma dell'attore è anche il fatto di promuovere, prendere in considerazione quello che è l'attualità. E questo è un film che non andrà sul grande schermo, ma sicuramente andrà sul piccolo schermo, in particolare dove? In questo momento va nel circuito nazionale e internazionale dei concorsi, che ci sono dei lunghi corti. Poi alla fine sicuramente andrà in Rai, tra Mediaset e Rai, comunque ancora questa è la produzione, lo stiamo decidendo. Questo è il film che è già stato girato, che è uscito. In cantiere c'è qualcos'altro? Sì, un altro film di sociale, anche più forte, devo dire. Questa è una domanda molto bella. È un film veramente che rispecchia in questo momento purtroppo negativo quello che è il suicidio di molti imprenditori che non riescono, che vanno a gamba all'aria. E io devo dire che morire per un debito è veramente una cosa ignobile, perché non si può lasciare i familiari nella disperazione. Questo film è duro per il fatto che lui è un imprenditore, prima di tutti pappa e ciccia, tutti amici imprenditori, voglio dire, al momento di bisogno scompaiono tutti e rimane solo, e sarà la figlia, questo è il rapporto bellissimo, che la figlia riesce a scoprire che il padre è a gamba all'aria, voglio dire, che salverà questo padre. Bene, alla mia sinistra invece vedo una bellissima ragazza che farà sicuramente parte del nuovo film. Sì, perché in questo nuovo film, come ho fatto con 8 euro, voglio dare la possibilità a tanti giovani siciliani che normalmente non hanno la fortuna di fare del cinema, ma soprattutto scelgo il meglio, scelgo la bravura, non la bellezza. Esempio, ho scelto lei per fare uno dei personaggi che è la figlia di un imprenditore che si chiama, fra l'altro fa cabaret anche con me, perché essendo una persona poco seria faccio cabaret, e si chiama Simona Russo, che è una ballerina, un insegnante a una scuola di ballo, e in questo momento si sta mettendo in gioco col cabaret e soprattutto farà l'attrice del prossimo film. Bene Simona, non parliamo del film, parliamo invece di questo regista. Com'è lavorare con lui? Allora, Tony è una persona splendida e da subito, appena mi ha preso, mi ha scelta, mi ha dato quella carica di positività, di ottimismo. Io infatti non ci credevo, anche perché io faccio tutt'altra cosa. Io sono un tecnico della Federazione Italiana Danza Sportiva, ho una scuola di ballo e quindi per me questa è stata un'iniziativa, una possibilità grandissima. In questo film interpreterò Vania, sono la figlia di un imprenditore molto ricco, è una ragazza che vive in conflittualità col padre e che proprio ha avuto tutto dalla vita e quindi non apprezza i veri valori. Bene, però c'è una sorpresa, perché so che in questo film parteciperanno anche due nostri concittadini che sono dei professionisti seri, ma soprattutto hanno un carisma veramente innato. E a differenza da altri, che io sono un selezionatore molto, voglio dire, se ho pensato a loro è perché li ho visti, li ho seguiti e devo dire che hanno un talento straordinario. Io penso che Alcamo dovrebbe essere orgogliosa di avere due personaggi straordinari come loro. Bene, li abbiamo qua i nostri due concittadini, sono Maurizio e Giuseppe Calandra. Sì, sono i Calandra e Calandra, Maurizio che Giuseppe, e avrò il piacere di averli in video nel film, voglio dire, con un loro cavallo di battaglia, e poi ci vediamo e ci sarà una sorpresa finale, soprattutto, ma l'importante per me è un grande onore averli nel mio film, che è veramente il posto che loro meritano. Maurizio, soltanto una battuta, come avete conosciuto Tony? Ma guarda, diciamo che per una volta è stato Tony a conoscere noi attraverso i vari concorsi cinematografici, si è innamorato di Siciliano tipo strano, ci ha contattati, cosa che ci ha enormemente stupite. Per noi è una grande gioia partecipare in questa nuova produzione che farà Tony, quindi siamo felicissimi di essere stati scelti.